Il 23 di aprile, nel giorno di San Giorgio, si inaugura a Favignana la caratteristica pesca del tonno, di antica tradizione araba, che si protrae fino al mese di luglio e non manca di attirare l'attenzione di molti turisti. Intorno alle reti, ripartite in 4 camere comunicanti mediante una porta, si dispongono i barconi dei marinai, presieduti dal Raisi. Nell'ultima camera, quella della morte, avviene la mattanza. I tonni battono le code e schiumano l'acqua in un ultimo disperato tentativo di sottrarsi alla morte. Per equilibrare questo momento drammatico, i tonnaroti iniziano a cialumare, ossia ad elevare canti di contenuto erotico o scherzoso. Una squadra di 4 coppie di uomini, detta remaggio, procede all'arpionatura e al sollevamento degli animali catturati. L'azione è detta accosciare. I pescatori stringono fortemente col proprio corpo il tonno, che si dimena mentre viene issato con gli arpioni. Una credenza popolare vuole che al momento della morte l'animale emetta un impercettibile gemito. Dissi l'autunno: che sogno infatato, che tutte state speranza di mia, e se le surri vi avete picchiato, li pagherete con la pliggeria. Sitte, tonno, cane scellerato, da tutte stamo speranza di tia, e se le surri ne avemo picchiato, li pagheremo con salari a tia.